Ancora in pista cavalli di 4 anni, questa volta sul doppio chilometro. Sono in 9 al via, 1 Dogma, 2 Dep dell'Olmo, 3 Diamond Horse, 4 Dalida Ban, 5 Don Rodrigo, 6 Donuts, seconda linea, 7 Dorotea Trio, 8 Durango, 9 Dolce Vita Coll. Pronostico che vede Don Rodrigo, numero 5 favorito, bagno di scuderia di Dogma, che è il numero 1. Macchina che stacca. Partiti con Don Rodrigo che svetta subito numero 3 comanda, Diamond Horse mentre viene squalificato Diamond Horse. Sulla piegata in seconda posizione Dogma, mentre in terza c'è il numero 7 Dorotea Trio che sposta presto all'esterno, poi forse torna sotto, ma nello stesso tempo marca Dep dell'Olmo e quindi torna all'esterno dopo i primi 400 metri in 31,2. In vantaggio Don Rodrigo, Dogma in scia, Dorotea Trio spostato all'esterno per anticipare Dep dell'Olmo che avanza a sua volta per corsie esterne. E intanto se ne vanno i primi 647,4 con Don Rodrigo, Dogma, Dorotea Trio per corsie esterne, ancora Durango al largo, Dep dell'Olmo, 800 iniziali in 1,3, ritmo costante per il momento per battistrada Don Rodrigo che continua a guidare tranquillamente nei confronti del compagna di scuderia Dogma e Dorotea Trio in pariglia. Chilometro completato in 1,18,9 con un parziale in 15,9. E siamo ora al nuovo passaggio davanti alle tribune. Si può accodare in seconda posizione Dorotea perché cede Dogma e all'esterno si fa luce allora Dep dell'Olmo che va scoperto a sua volta. Dep scoperto prova a portarsi su Don Rodrigo mentre a contatto rimane Dorotea Trio, gli altri sono leggermente più discosti, con tentativo di avanzata anche di Dolce Vita Coll. Intanto Don Rodrigo in difficoltà però a 500 dalla conclusione sotto i colpi di Dep dell'Olmo che si sta avvantaggiando e ora prova a scivolare in corda e lo fa a 400 dalla conclusione. In vantaggio dunque Dep dell'Olmo, Don Rodrigo in seconda posizione davanti a Dorotea Trio. Prova ad avanzare Dolce Vita Coll, completamento della piegata, ingresso in addirittura con Dep dell'Olmo che entra con 2 lunghezze di margine abbondanti e vantaggio che aumenta nelle battute conclusive e Dep dell'Olmo va a vincere nettamente il secondo posto sul palo e ancora per Don Rodrigo, mentre per il terzo emerge a centropista Donuts, 1,16,5 sul doppio chilometro con un 29,2 di penultimo quarto, un 29,9 a chiudere, ma in totale solitudine per Dep dell'Olmo che raddoppia così il successo dell'ultima uscita qui all'Arcoveggio. In sediolo, convinto VP dell'Annunziata per conto di Gaetano Carro e del signor Matteo Grimaldi. Rivediamo le battute finali e il nettissimo primo piano di Dep dell'Olmo, il secondo per Don Rodrigo, mentre per il terzo emerge centropista Donuts.